Allora, bene, ormai buonasera a tutti. Io sono Federico Gitto, vedete che c'è un altro nome di il mio collega a proposito di Veneto che manca anche lui. Federico Gianantonio? No, Guglielmo adesso. Mi hanno dotato di una lunga serie di nomi. Il mio collega da un po' di anni studia, cioè sta facendo il dottorato di ricerca in Germania, comunque collabora attivamente anche da lì. Questo per dire altro tema di possibilità che vengono a mancare in Veneto, ma è un'altra faccenda, insomma. Adesso parliamo di ferrovie. Vi spiego cosa siamo noi come associazione. Noi siamo nati come un gruppo di appassionati di ferrovia, amici. Ci siamo resi conto che c'era una domanda insoddisfatta di informazioni sulla ferrovia, sul trasporto pubblico da parte di persone qualsiasi. Noi ci siamo radunati all'inizio semplicemente scrivendo notizie su un blog, poi abbiamo iniziato a formulare proposte un po' più ambiziose. Rilevavamo da parte delle persone un'assoluta necessità, una fame di informazioni che non riuscivano a trovare da nessuna parte. Andavamo in giro per le nostre gite in treno, parlavamo delle ultime in gergo insomma, sulle notizie sotterranee che circolano sulla ferrovia. La gente ci prendeva, ci faceva domande come se fossimo stati i ministri dei trasporti. Allora ci siamo detti, qui manca qualcosa, o noi siamo arrivati calati in terra con una conoscenza incredibile, oppure qualcuno non sta facendo il suo lavoro. Queste sono le tipiche domande che ci vengono rivolte. Abbiamo iniziato a capire che c'erano vari ordini di problemi. Tipicamente vorrei prendere il treno ma a quell'ora non c'è, oppure mi manca nella mia stazione, oppure potrei elencarvi una miriade di problemi per cui uno non può usare il servizio. Intanto, programmazione del servizio, questo è un problema. Chi ha costruito quella roba là? Ma perché non hanno fatto qui una fermata? Perché è comparsa un'autostrada in mezzo ai campi così? Programmazione della costruzione delle infrastrutture, altro grande assente. Ho potuto parlare solo di costruzione di strade perché in effetti di ferrovia non è che abbiamo visto molto, e neanche sulle strade siamo stati dei campioni, insomma. E poi anche un grande problema di comunicazione, perché tanta gente magari il servizio, quello che c'è, lo userebbe, ma nessuno gli ha detto che esista, per cui diventa anche difficile. Allora, intanto cerchiamo di prendere questi tre temi e capire meglio da dove nascono i problemi, insomma. La questione del servizio. I servizi ormai dal pacchetto di leggi iniziato nel 97 con la legge Bassanini, i servizi ferroviari sono assegnati alle regioni. Di fatto è competenza federale. Nel momento in cui Regione Veneto sta a bracciare di volere l'indipendenza assoluta, intanto non sta sfruttando le competenze che già le sono assegnate e anzi se la cava con un rimpallo tra Trenitalia, che dovrebbe essere il fornitore dei servizi, anzi uno possibile dei fornitori di servizio, non solo quello per forza, la regione che dovrebbe avere in carico l'idea di fare il piano, capire dove vuole che siano eseguiti i servizi e finanziarli di conseguenza, e poi c'è RFI che è il contraltare di Trenitalia all'interno delle Ferrovie dello Stato, che è il gestore dell'infrastruttura, cioè quello che cura di fatto lo stato di manutenzione dei binari e la circolazione. Il grosso del rapporto economico si svolge tra la regione e l'impresa ferroviaria, in questo caso Trenitalia, che è il titolare del contratto di servizio. Quello che possiamo prendere come buon esempio, noi prendiamo sempre come buon esempio quello che è stato fatto in Lombardia. Usiamo la Lombardia perché se diciamo che in Alto Adige hanno fatto bene ci dicono ma quelli sono tedeschi, ma quelli sono a statuto speciale, ma quelli hanno i soldi. Prendiamo la Lombardia ha lo stesso statuto, ha avuto negli ultimi 20 anni più o meno la stessa storia politica, con lo stesso tipo di continuità, ha saputo, perché ci ha creduto, mettere in piedi un servizio ferroviario che è decisamente vicino a quello che è stato fatto nei paesi che applicano le buone pratiche.
Questa semplicemente è la mappa dei servizi che convergono su Milano come rappresentazione della struttura che hanno saputo dare al servizio ferroviario in modo che fosse utile a tutta la regione. Le cose che sono mancate in Veneto sono la grande assente è l'autorità di bacino, che magari non è una sola, ma è un'autorità per i diversi bacini che compongono la regione. Un esempio. L'autorità di bacino tipicamente è una società, una scatola vuota, proprietà della regione o di un comune, insomma la zona coinvolta, che ha il compito di programmare il servizio, darlo in appalto con gare alle varie imprese che possono svolgerlo, e poi si occupa lei anche di fare la tariffazione integrata, quindi vende un biglietto unico per utilizzare i vari servizi, e si occupa anche di comunicarli i servizi. Queste sono tutte attività che fa un'autorità di bacino. Di per sé l'autorità di bacino non fa il trasporto, lo programma, lo finanzia e lo comunica, cioè fa l'organizzatore. È responsabilità della regione, perché già oggi potrebbe normativamente controllare sia l'aspetto ferroviario che quello di trasporto pubblico e integrarli. Non esiste al momento nessun tipo di integrazione tra i vari tipi di trasporto pubblico. Specializzazione dei servizi, su questo insisto molto, perché forse è il tema che più è venuto fuori, si collega di più ai temi che sono venuti fuori oggi diciamo di autonomia dei territori e anche di saper dare il giusto peso alle necessità diverse dei territori. Banalmente la specializzazione dei servizi ferroviari significa avere treni che fanno un servizio, cioè uno che fa tutte le fermate, uno che ne fa meno perché deve andare più velocemente, più lontano. È una cosa di per sé banale, ma che in Veneto si vede poco, nel senso che il Veneto a livello di servizi regionali crede ancora molto nel regionalino che deve partire da Venezia e farsele tutte quante fino a Ferrara, fino a Verona e fino a Calalzo. In questo modo si va a penalizzare sostanzialmente tutti i territori, soprattutto quando si guarda il confronto tra uno stesso treno che deve servire l'area metropolitana centrale, l'area più rurale, e poi deve comunque fare anche il servizio per la montagna. Chiaramente non può fare bene nessuno dei tre. Per cui questo è tuttora, anche con la revisione d'orario che c'è stata a partire da dicembre, è stato introdotto l'orario cadenzato, non ci si è voluti spingere in questo senso. Ho avuto dei confronti duri con l'allora assessore alle infrastrutture, perché sì, ha fatto una buona fine. Il problema fondamentale, gli dicevamo, guardate che non potete tenere, cioè bisognerebbe introdurre una restrizione, perché la città ha un tipo di esigenza, fuori c'è un tipo di esigenza diversa, non possiamo dare la stessa minestra a tutti quanti. No, il territorio è tutto uguale, noi non possiamo fare distinzioni. Vabbè, a me non sembra che sia tutto uguale il Veneto al suo interno, però se questa è la linea, le conseguenze sui servizi insomma si vedono. In tutto questo non stanno credendo davvero nel trasporto pubblico come alternativa. Oggi possiamo anche dire ad alta voce che c'era un interesse specifico sul non fare un buon trasporto pubblico. Fino a ieri lo potevamo dire, ma non ad alta voce. Però trasporto pubblico, lo slogan è tutto il giorno, tutti i giorni, se lo sono inventati in Lombardia, sono inventato un brav'uomo in Lombardia che ha introdotto il servizio ferroviario fatto bene. Il mitico Giorgio Stagni, che è il padre spirituale di tutti noi trasportisti, è quello che si è inventato il servizio ferroviario della Lombardia di oggi. Praticamente da solo, per 20 anni si era dovuto portare avanti, e in realtà funziona, è stato bravo. Il concetto poi di investimenti non è, suona magari strano in questo periodo in cui si cerca di tagliare praticamente qualsiasi spesa, chiedere che sia investito di più da parte della regione nel trasporto ferroviario, nel trasporto pubblico in generale. In realtà non parliamo tanto di cifre assolute, ma di cifre percentuali.
perché Regione Veneto è una delle 3 regioni in Italia che percentualmente mette meno in percentuale del suo bilancio nel trasporto pubblico. Credo accompagnata da Sicilia e Basilicata, potrei sbagliare, comunque l'area. Recentemente abbiamo anche provato a chiedere dove vadano messe, perché le regioni che invece ci credono riescono a trovare risorse in percentuale e in Veneto non si trovano, non hanno saputo dire bene dove vadano a finire. La magistratura sta dando la risposta. Sostanzialmente sì, vabbè, cioè, non rifieriamo, insomma. Adesso è diventato troppo facile, insomma. Allora, parlando invece di programmazione dell'infrastruttura, di sviluppo delle infrastrutture, questo è un esempio di come le priorità si sono un po' confuse negli ultimi anni. RFI, come gestore della rete, ha presente quali sono i punti critici della rete, perché ci sono tipicamente tratte con capacità insufficiente a contenere tutto il traffico che devono far passare. Allora RFI in questi anni ha provato ed è riuscita a portare anche a completamento alcuni progetti e altri li vorrebbe portare, quasi tutti legati a appunto aumento della capacità della rete, quadruplicamento tra Padova e Mestre, rifatta completamente la stazione di Mestre dal punto di vista della circolazione dei treni. Adesso si inizia a farlo anche per il ponte verso Venezia e la stazione di Venezia, e anche stanno cercando di individuare nuovi itinerari per il traffico merci di attraversamento. La priorità della Regione Veneto, cioè l'unica cosa in cui abbiano investito in questi anni dal punto di vista dell'infrastruttura ferroviaria, è stata: dobbiamo fare un'alta velocità tra Venezia e Trieste. Questa è stata l'unica cosa che abbiano portato avanti in questi anni e che stiamo anche cercando di fare arenare, insomma. Questo per far capire che chi ha presente le necessità che vengono fuori dalla rete ha degli obiettivi un po' diversi da quelli che la Regione si è posta, che tipicamente poi non hanno un vero riscontro nel servizio che ne dovrebbe venire fuori. No, scusa una cosa, dietro questa slide, mi sembra che tu lì hai confuso i due enti, perché quello che vedi in elenco sopra semmai è della Regione Veneto, e l'alta velocità è un progetto di RFI. No, cioè nel senso. E dopo non hai citato quello che è sempre in itinere e che aspettiamo tutti che parta, il servizio ferroviario metropolitano, che in questi anni è stato fatto dei grossi investimenti di infrastruttura, solo che non è ancora partito. Attenzione, allora, questi sono elencati, sono divisi per, diciamo, da chi è venuto l'input per fare un certo lavoro. Le cose scritte in elenco sopra sono emerse perché RFI, rilevando che c'era mancanza di capacità, ha detto: dobbiamo fare questa cosa qua. Il progetto di alta velocità Venezia-Trieste è stato commissionato dalla Regione Veneto e pagato dalla Regione Veneto a Italferr, che è un'altra società del gruppo FS, che è di fatto lo studio di progettazione di FS. RFI non ha avuto di fatto mano in tutto questo, al punto che in realtà loro il progetto di per sé non è che lo stiamo seguendo, starebbero anzi cercando di seguire un proseguimento della linea che già c'è, che è l'opzione corretta. Comunque il progetto di alta velocità Venezia-Trieste è stato tirato fuori dal cappello della regione, nel senso che non è mai stato fatto prima uno studio per capire a cosa servisse. Sono partiti col commissionario, la cosa non è andata bene. L'aspetto invece del progetto di SFMR, quella che è stata venduta in questi anni come la metropolitana di superficie, lì è un caso veramente di distorsione tra quello che viene comunicato e quello che viene realizzato, perché l'obiettivo era creare una rete di servizi, chiamiamoli col loro nome, suburbani, come vengono eseguiti nel nodo di Milano, e con tutta una serie di opere che dovevano fare da contorno, cioè costruzioni funzionali all'avvio di questo servizio, che poi non sarebbero altro che treni che fanno tutte le fermate con frequenza regolare, cioè ogni 30 minuti o anche meno. Metropolitane.
questo. Il problema è che l'etichetta SFMR in questi anni è stata regolarmente usata per finanziare tutta una serie di costruzioni che non hanno in realtà impatto sulla circolazione dei treni. Nel senso che sono state, i lavori principali che sono stati fatti sono stati eliminazione di una marea di passaggi a livello sostituiti con sottopassaggi, che è una cosa molto utile per il traffico stradale, nel senso che se tu pensi che passa un treno in 10 minuti, è un problema della strada, il treno passa lo stesso. Che poi ci sia un problema per gli utenti della strada è pacifico, ma ci sta che un ente possa dire: io considero il tempo perso al passaggio a livello un problema, lo voglio risolvere con un sottopassaggio. È lecito, è una scelta politica. Quello che non va bene è classificarlo come spesa a favore della ferrovia. È una spesa a favore della strada. Si può fare, non è sbagliato concettualmente, è una spesa a favore della strada. È a favore della persona. Però dove lo contabilizzi non è... No, è dove lo contabilizzo e dove lo pubblicizzo anche. Cioè, poi, altre spese che sono state fatte catalogate sopra il SFMR. Scusa, dare un'informazione che chiarisce. La SFMR aveva bisogno di alcuni finanziamenti, perché devi anche investire sull'infrastruttura ferroviaria, al di là del fatto che non deve creare problemi. Certo. Ecco. Nel 2008, nella finanziaria Prodi, con un emendamento nostro al Senato, sono stati messi 100 milioni di euro per la SFMR del Veneto. Nel 2009 sono stati cancellati, la Regione Veneto non li ha più fatti ripristinare. Significa che purtroppo la SFMR in questo momento conta su pochi soldini. I soldini sono stati spesi magari per un certo tipo di lavori, questo voleva dire lui, ma stiamo ancora sognando è vero, nel suo poi disegno. fatto Questo forse Parcheggi nelle stazioni, pensiline, marciapiedi rialzati, sono tutte opere edili che però non hanno influenza sulla circolazione dei treni, nel senso che tutto quello che è stato speso sotto il nome SFMR oggi non mi consente rispetto a ieri di mettere treni in più o con un'impostazione diversa rispetto a come potevo già fare. Così come sono stati sotto quell'etichetta comprati meno di 30 treni nuovi che però sono andati di fatto a compensare quelli che per obsolescenza ormai bisognava tirare via dal servizio, per cui siamo più o meno al punto di prima. Il fatto è che SFMR di per sé come piano dei trasporti era stato concepito, bene o male, è discutibile, ma era stato concepito da un'azienda che poi era Net Engineering, per cui c'è stato recentemente, si sta prolungando un conflitto tra regione e questa società per il rimborso di quelle spese. Di per sé non c'è mai stato un tentativo di applicazione pratica dal punto di vista del servizio, cioè impostare l'orario dei treni secondo quel piano. La regione non l'ha mai chiesto a Trenitalia, non c'è mai stata una richiesta formale di vogliamo impostare l'orario da domani secondo questo schema, è sempre rimasto nel cassetto. Noi a Stazione Aerea non l'abbiamo mai visto dal punto di vista del servizio, al punto che mentre era una sigla che usciva abbastanza regolarmente nei comunicati dell'assessore quando si trattava di dire stiamo costruendo questo, stiamo facendo opere all'avvio di fase 1, fase 2 di SFMR, il giorno che hanno iniziato a parlare di servizio, cioè quando hanno iniziato a parlare di orario cadenzato, la sigla SFMR è sparita. Si è iniziato a dire stiamo introducendo un nuovo orario, SFMR c'entra più niente. È rimasta una cosa strettamente legata alle costruzioni e per nulla al servizio, al punto che oggi in realtà basta, è vanificato, nel senso ormai comunque se anche dovessimo applicarlo è ormai talmente vecchio che dovremmo comunque fare un piano nuovo che noi stiamo di fatto scrivendo, però in regione non hanno molta voglia di ascoltare noi. Nella programmazione dell'infrastruttura le regole d'oro per non sbagliarsi sono carta, ferro, cemento. Si parte da studiare la domanda potenziale. Prima di studiare la domanda potenziale, cioè dove la gente è, dove vuole andare, io non posso fare nulla perché non ho una prova di dove devo effettivamente investire. Senza fare quello io ho sempre libertà di decidere in modo arbitrario di dire quella cosa è prioritaria, perché l'ho detto io, non perché ci sia uno studio che me lo dice.
Da quello, dagli studi di domanda, ne consegue come devo ordinare il servizio, che orari devo dare, quella è la carta. A seconda dell'orario che voglio impostare, posso impostare di fatto la struttura, il piano dei binari, che mi possa accogliere tutti i servizi che devo metterci. Solo a quel punto investo nel migliorare l'aspetto del ferro, perché so già per cosa sto andando ad investire, e solo quando ho esaurito tutti i lavori di potenziamento che potevo fare sull'infrastruttura esistente, allora posso passare a costruire qualcosa di più, che può essere raddoppiare un binario, il caso della Mestre Padova, aggiungere 2 binari perché servivano effettivamente. A quel punto io so che intanto ho distribuito nel tempo gli ordini di spesa nel senso crescente, ma tutto quello che faccio so che lo sto facendo in funzione di un piano che completato avrà un suo significato coerente. Queste sono le buone pratiche nella costruzione di qualsiasi infrastruttura, non solo ferrovia. Sarebbe così anche per le strade, solo che le strade, essendo comunque più flessibili nella gestione, uno può anche metterci una pezza dopo. In ferrovia, una volta che uno ha sbagliato la costruzione, non ne viene più fuori. Il problema è che si è cercato in questi anni sempre di partire dall'esigenza di dobbiamo costruire qualcosa. Poi casomai capiamo cosa farci andare sopra e se c'è qualche problema di gestione se lo tiene. Il senso è stato al contrario. Non ho potuto nemmeno portare un esempio pratico di cose fatte bene, perché almeno in questo contesto non ne saprei citare una effettivamente. L'aspetto di prima è che comunque tutti i lavori pertinenti a far funzionare meglio la ferrovia sono venuti da una spinta non della regione, di un altro gestore che poteva anche fregarsene, però l'ha fatto per motivi di funzionalità della rete nazionale, ma poi nella pratica, per dire, anche alcune opere di interesse non nazionale ma che andrebbero fatte, che possono essere interventi sulla Venezia-Bassano, interventi su tutta la rete ferroviaria che afferisce al Bellunese, al Cadore, sono le tipiche opere che dovrebbero essere spinte dalla regione, ma se non ci pensa la regione non è che Raffaele le mette in cima alla propria lista di priorità. Parlando di comunicazione, poi questa mappa attualmente campeggia da dicembre sull'unico sito che la regione abbia mai sviluppato per promuovere il servizio ferroviario, e questa è l'unica comunicazione in cui la regione abbia mai detto guardate, questo è il servizio che offriamo per muoversi con i treni in questa regione. Se qualcuno lì riesce a capire dov'è un treno che va da dove a dove, io ho delle difficoltà e io la rete la conosco a memoria. Per dare solo un esempio ma banalissimo di come già rendere quella cosa un po' più fruibile, questo è lo schema dei servizi in Regione Toscana che già da parecchi anni sta cercando anche lei di darsi un'impostazione corretta, e adesso nel momento in cui uno deve andare da un luogo all'altro con questa mappa riesce a capire con che servizio lo dovrà fare. Parlando sempre di comunicazione potremmo citare anche il problema dell'integrazione tariffaria, il fatto che comunque uno per fare un viaggio con più di 2 mezzi debba procurarsi una miriade di biglietti diversi nella stessa area, non per muoversi in aree lontane. ACTV è l'azienda di trasporti di Venezia, per la parte gomma è l'azienda di TPL con la maggiore produzione in Veneto, non ha una mappa della rete. L'ultima volta che ho dovuto cercare di usare l'autobus per andare in una via che non conoscevo, ho dovuto usare Google Street View per guardare la pallina e vedere che linea c'era segnata sulla fermata. Questo è lo stato della comunicazione del trasporto pubblico oggi. In tutto questo si aggiunge un problema di quadro normativo, nel senso che se comunque del 97 la responsabilità del TPL è sulle regioni, la Regione Veneto adottò una legge regionale per normare la gestione del trasporto pubblico e ferroviario nel 98. Da allora il mondo della ferrovia è completamente cambiato, nel senso che sono cambiati gli assetti
di relazione tra società, tra imprese, infrastruttura. È un quadro che è stato completamente stravolto in senso normativo, economico, industriale. Noi continuiamo a dover gestire i contratti con la legge regionale del 98. È urgente avere una legge aggiornata in questo senso. Staremmo anche scrivendo una proposta di legge, ma c'è sempre il problema di vedersela approvare, insomma. Per cui in tutto questo il quadro è abbastanza sconfortante, e non tanto perché si volesse calcare la mano, nel senso che effettivamente è complesso trovare spunti positivi. Il senso politico di tutto questo è stato, oggi diciamo, possiamo veramente dirlo in modo piuttosto esplicito, che non si voleva favorire il trasporto pubblico per ragioni che insomma sono emerse in modo abbastanza evidente. Il potenziale per fare bene nella rete all'interno della regione Veneto c'è, e anche molto elevato, sia per il trasporto locale che comunque per il traffico più veloce di transito. Per cui è una rete che si presterebbe tra l'altro molto bene a configurare un servizio molto funzionale per muoversi tra i territori. Per cui insomma, si tratta di avere qualcuno che voglia ascoltare il piano. Ecco. Grazie.